Amici di Venezia Channel, oggi, questa sera, mi trovo qui sul lago di Garda, come vedete alle mie spalle c'è questa bellissima distesa di acqua, lì sullo sfondo i primi promontori. Naturalmente non sono qui a caso, vedete vicino a me un cuoco, uno chef, perché sono a fare questa bellissima intervista, presentarvi uno chef che emergente nel 2011, oggi già ha affermato che in qualche modo è venuto qui per motivi professionali ma anche per motivi di cuore. Sì, esatto, diciamo che sono stato in questa zona qualche anno fa dove ho conosciuto Sissi, che è la mia futura moglie, sia per lei che per il bellissimo panorama allo strepitoso lago ho deciso di ritornare appunto in questa zona. Credo in questa zona, credo che ci sia molto da fare, sia giusto investire professionalmente su questo territorio. Ma tra l'altro questo è anche un territorio molto particolare. A pochi chilometri abbiamo Verona, meta turistica importantissima, abbiamo l'Arena, è inutile ricordarlo, lo sapete meglio di noi, ma qui alle nostre spalle c'è questo mare, quest'acqua di lago che ci può aiutare anche nella ricerca di, come dire, della materia prima. Certo, il mio lavoro è proprio questo, cercare di valorizzare la materia prima locale, quindi andare a lavorare con i prodotti tipici locali, andare a lavorare con quello che offrono le montagne che abbiamo intorno, quindi andare a lavorare con i formaggi di malga, andare a lavorare con i prodotti della Lessinia. Diciamo che questo territorio lo trovo molto strategico, no? Perché in pochi chilometri unisce sia l'acqua e la montagna, e questa è una cosa che io trovo unica in pochi altri posti c'è questo connubio. E ovviamente hai tralasciato quello che abbiamo qui davanti a noi. Qui abbiamo ovviamente siamo nella zona del vino, è un motivo in più per un cuoco come me cercare di valorizzare, di promuovere questo prodotto, perché credo che sia anche molto importante per i telespettatori che ci guardano a casa e per i tuoi ospiti che saranno qui, in qualche modo l'abbinamento vino-cibo, perché noi degustiamo del vino, però se poi non abbiniamo un piatto giusto rischiamo di fare la frittata. Certo, e qui la nostra attenzione sta proprio nel selezionare prodotti autoctoni, lavorando con le cantine locali appunto, cercando di promuovere il territorio a 360 gradi, sia come materia prima che nel cibo, sia come vino. Ma allora ti saranno già venute in mente delle ricette? Questo pesce di lago, tante. Come lo prepariamo? Ma adesso ho preparato un'insalatina di trota affumicata al ginepro. Io affumico in casa. La mia idea è quella appunto di promuovere il pesce di lago, cercare di valorizzarlo il più possibile. Siamo alla ricerca di antiche ricette per poterle rielaborare in chiave moderna, cercando di tirarne fuori qualcosa in più. Quindi in qualche modo andiamo a trovare il vecchio quaderno della nonna. Esatto, il principio è quello, a vedere un po' gli appunti della nonna. Io poi vengo non essendo veneto, ma essendo lombardo, io poi sono milanese, quindi ho un'altra cultura. Vorrei riuscire a cercare di unire le due culture e fare qualcosa di unico. Questo è molto interessante, perché in realtà Verona è in Veneto, però guarda molto ad ovest e a nord, e quindi in qualche modo riuscire a mettere insieme queste esperienze della Lombardia, appunto, che sono vicine a noi, Brescia e quant'altro, con quelle del Veneto e con quelle che arrivano anche, che calano dalla zona di Trento e di Bolzano, penso che sarebbe una cosa molto bella. Assolutamente sì, lo scopo di questa collaborazione è proprio questo, cioè in questo locale nello specifico, che è alle Vele di Cisano, cerchiamo appunto di promuovere il territorio, di vedere cosa abbiamo intorno e come poter ottimizzare al meglio tutto ciò che intorno a noi c'è di bello. E credo che sarà anche una bella sorpresa per voi che verrete qui, perché appunto magari abituati a una ricetta lombarda, veneta o trentina, trovarla in qualche modo rivisitata secondo appunto le tue esperienze potrebbe essere veramente una bella sorpresa. Ma sì, no? Poi l'idea è proprio quella di rielaborarla in chiave comunque moderna, cercando di tener sempre conto che la cucina è cambiata negli ultimi anni, quindi è importante
adeguarsi, è importante continuare a crescere ed è importante continuare a fare sempre qualcosa in più. Sì, perché ricordiamolo, la tua cucina è una cucina contemporanea. Sì, è una cucina decisamente contemporanea. Io dico che la mia cucina ha un occhio al passato e un occhio al futuro. Andremo a vedere stasera alcuni piatti che ci proporrai in questa anteprima, e poi ovviamente il menù sarà anche un menù che in qualche modo si evolverà in modo stagionale, perché non so, assolutamente sì. Le erbette, abbiamo tanti prodotti in qualche modo che, visto che tu sei in questo ambito, cambieranno, non so, arriveranno i funghi. Arriveranno i funghi, è il periodo degli asparagi selvatici, stiamo cominciando già a lavorare con prodotti di campo, è quello il nostro obiettivo, cercare di valorizzare la materia prima appunto che ci circonda. Poi non so se possiamo parlare di Sissi, che è una bravissima enologa, che magari qualche consiglio sul vino. Qui è nato il vero connubio, no? Ed è stata lei a portarmi in questa zona, ovviamente, perché io da milanese non conoscevo appunto queste zone, è stata lei a portarmi sul lago per la prima volta, a farmi conoscere la realtà del lago, e al primo tramonto che abbiamo visto sul lago ho detto bene, io voglio stare qui. Alle nostre spalle c'è questo rosa che in qualche modo definisce tutte le cime delle montagne ed è bellissimo. Questo è quel valore aggiunto, no? È quel bello che ti fa alzare la mattina, ti fa credere in quello che stai facendo. Io credo molto in questo. L'altro giorno intervistavo un altro cuoco, un altro chef come te, e stavo in una zona particolare e lui, me lo hanno confermato anche degli altri critici enogastronomici, nel suo piatto inconsapevolmente riportava questo hummus che aveva intorno, e secondo me è una cosa che in qualche modo magari uno non ci pensa, però quando fa il suo piatto c'è il lago davanti, c'è le montagne sullo sfondo. Assolutamente. Diciamo che noi siamo creativi e ci nutriamo di quello che troviamo intorno a noi, della bellezza che c'è intorno a noi. La nostra creatività è legata alla bellezza che ci circonda e ci nutriamo di questo. E ci nutriamo di questo, certo. E questo ci condiziona in ogni nostra scelta, in ogni nostra lavorazione. Ogni volta che andiamo a montare un piatto sappiamo da dove, cosa vogliamo trasmettere, è quello il focus. E direi che secondo me venire qui ci hai guadagnato, sicuramente in amore che è la cosa principale, ma anche secondo me nel territorio che nutrirà la tua cucina, i tuoi piatti. Ma guarda, io spero di poter dare anch'io il mio contributo a questo territorio. Nel mio piccolo cerco di valorizzare al meglio dal mio punto di vista, che non è quello locale. Certo. È questa la cosa divertente. Io direi a questo punto di chiudere con un brindisi, e a te, al tuo lavoro e a Sissi. Cin. Cambio di inquadratura, siamo sempre qui sul lago, ma siamo con Mauro Sabaini, che è il titolare di questo bellissimo posto e che non potevamo non intervistare perché da lui parte questo progetto. Infatti ci troviamo sulle sponde del lago, quindi in Veneto, qui a Cisano, e tutto nasce da una voglia un po' di proporre una cucina popolare, nel senso, ne stiamo rivisitando un po' i piatti del territorio, dandogli un frizzante in più e cercando quindi di allargare anche l'uso di questi piatti, quindi anche a un giovane che magari faceva anche fatica un po' a affrontare certe cotture, adesso noi le riproponiamo e quindi di conseguenza vogliamo allargare la nostra proposta anche a questi giovani che vogliono frequentare il lago. Come l'abbiamo trovato questo chef emergente? Allora, per dire la verità, ci siamo incontrati per amicizie comuni ancora a bellezza di 4 anni fa circa, e da lì è nata tra una bottiglia e l'altra, insomma abbiamo cominciato a chiacchierare. Le bottiglie sono sempre un sono amiche, amicizia avanzata, no? E quindi abbiamo cominciato a chiacchierare su quello che si poteva portare sul lago, se si poteva dare questa freschezza e questa novità, e da lì è nato questo piccolo progetto, piccolo, che dopo sta diventando anche importante e grande, no? Vedo che anche il locale è molto Allora, il locale si presta,
infatti siamo proprio fronte lago, quindi già diciamo che la location e comunque il panorama aiuta molto, no? Si respira, d'estate Si e d'inverno respira. sempre, perché comunque basta un filo di sole per riscaldare. Infatti oggi era la classica giornata tipica del lago, ma soprattutto anche fuori stagione, quindi noi vorremmo portare anche sul lago una stagione più lunga, quindi Serate a tema, serate a particolari tema, approfondimenti. particolari approfondimenti, quindi ci saranno le due facce delle vele, perché ci sarà la faccia estiva, quindi la faccia un po' più rilassante anche, no? Uno viene, si fa il suo aperitivo, si guarda il tramonto, si gode anche la giornata piena del caldo del lago, e poi tutta la parte invernale che invece sarà dedicata anche a delle scuole di cucina, piuttosto che ad assaggiare, fare delle verticali abbinate al vino, quindi dei piatti del territorio, come dicevo prima, rivisitati. Una cosa particolare che mi ha raccontato prima Sì? è che volete fare anche dei laboratori. Allora l'idea, visto che Alessandro Cogliatti sicuramente è uno chef molto preparato, è anche giusto che adesso tramandi un po' anche la sua conoscenza e la apra magari anche a piccoli spazi che possono dedicati anche a una coppia che vuole accogliere degli amici in casa, magari. Allora insegnare cosa può essere la cucina di un piatto, magari rivisitare l'accoglienza nuova. Secondo me anche gli stranieri, se mettendo in giro la Beh, sì. ricette italiane. Ma è già successo comunque che stranieri assaggino un piatto e vogliono capire come è fatto. Non lo fanno mai, però intanto. Dopo sono anche piatti semplici, perché per una pasta, una volta che si impara un po', è che per loro magari è una novità, no? Quello che cambia sono gli ingredienti. Sono gli ingredienti, Solo in quello, Italia, infatti, il pomodoro italiano non si trova in altre parti facilmente. Infatti la forza anche del lago è che con questo clima dà degli ingredienti fantastici, insomma, e noi sta solo modificarli o comunque lavorarli meglio più che modificarli, lavorarli certo. per renderli appetibili, insomma. Quindi a questo punto non ci resta altro che chiudere questa bellissima intervista, doppia Sì. intervista, darvi appuntamento qui sul lago. Grazie, Poi naturalmente sì, metteremo alle tutte le vele. indicazioni, perché dovete venire a assaggiare la cucina di Alessandro Sì. e la compagnia tua. Di Mauro.